Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del commentatore veneziano, eccoci qua con la prova in linea per le Olimpiadi di Rio 2016 ragazzi, chiaramente sono tutti italiani, il nostro capitano è Vincenzone Nibali, speriamo bene, deve lui portare a casa la medaglia d'oro, speriamo raga. Ho scelto questa gara, la Quebec, sì, praticamente era quella diciamo dove sono tutti comunque, c'è gente forte e diciamo non è una Milano-Sanremo, quella che sta per là, quindi insomma è importante ma meno magari rispetto ad altre. Vabbè, speriamo ragazzi, questa sarà anche la... Chiaramente per la prova femminile, anche se saranno sempre maschi, ne farò un'altra. Non so per quale hanno messo questo effetto qua, non capisco, da solo è cambiata la grafica, vabbè. Buono raga, mancano chiaramente ancora 189 km, ci becchiamo per la parte finale. Ragazzi, mancano una trentina di chilometri e chiaramente Nibali è il capitano, quindi con Nibali aspetto alla fine, invece Conaro voglio provare a partire prima chiaramente, così mi gioco la possibilità. Vediamo se ce la faccio, almeno vediamo di portarne uno in fuga. Vediamo Aru parto intanto. Aru parto, vediamo chi va via con me. Però sempre difficoltà difficile. Ok. Ovviamente non ho una dimestichezza incredibile con questo gioco perché non, insomma, non sto giocando, ho giocato pochissimo. Ok, altri sono là, Aru sta tentando di andare su, vediamo se ha la forza. Comunque io ho Vincenzone Nibali, chiaramente che è lui che devo puntare per la gold medal in questa prova in linea del ciclismo olimpico. Alzare un po' i giri. Fa difficoltà, però il Nibali dove cazzo è Vincenzone? Ok. Vincenzone è qua. Aro ha ripreso il gruppetto. 20 secondi, ciao, attenzione. Tanto prendiamo la borraccia. Ok, adesso ci riposiamo un attimo. Però il gruppo è arrivato, nulla da fare. Ci ho provato raga, ma era veramente dura, mancano 19 km. Adesso deve stare molto attento Vincenzone. Siamo rimasti solo in 45. Nibali per loro. Mancano... Adesso Aru. Vediamo se ha la forza di tirare per Nibali. Ha provato da solo, non ce l'ha fatta. Nibali. Attenzione, Aru invece se ne va, Nibalone. Nibalone è qua. Ma Nibali può seguire... No. Ok, vabbè, Nibali è qua, comunque se noi tiriamo con Aru. Tanto Nibali ha un +2. Alziamo un po' i giri del motore di Vincenzo. 9 km signori, 9 fottutissimi chilometri. E adesso vediamo se riusciamo a fare l'impresa con Nibali. Obiettivo l'oro chiaramente, l'oro olimpico. Adesso Aru può anche smettere di tirare. E adesso vediamo Nibali cosa ci combina. Quanto manca? Qua abbiamo l'ultima salita. E Nibali ci prova signori, Nibali ci prova. Nibali prova a scattare, Vincenzone ci prova. Nibalone ci prova, è lui il favorito, cazzo. Dai Vincenzone, dai Vincenzone. Dai Vincenzone, dai Vincenzone. E prova lo scatto Nibali. Li ho massacrati tutti forse. Sì, ed è oro. Gold medal per Vincenzo Nibali. Yes. Grandissimo. È attenzione.
Oro e argento Italia, perché comunque conta anche Diego Ulissi e Sudafrica bronzo. Che culo, signori. Oro e argento per l'Italia, vai. Beh, nel ciclismo siamo grandi. Ita, oro e argento, che culo. C'è andata bene ragazzi, inizia la prova a cronometro, facciamo due prove consecutive. E vediamo cosa riusciamo a combinare ragazzi, qua è tutto in automatico chiaramente. E qua sta anche nella fortuna di avere insomma i valori alti, comunque nella prova in linea ragazzi, ha fatto grandissime cose. Primi, secondi e quarti, potevamo fare il triplettone. Nel ciclismo ci siamo ragazzi, ci siamo e ci siamo. Vediamo Os. Una bella squadretta chiaramente, quindi le possibilità ci sono per fare un buon risultato. No. Daniel Oss è nono dopo la prima. Attenzione però, seguiamo Vincenzo. Seguiamo Vincenzo. Dopo l'oro olimpico nella prova in linea. Vuole tentare anche di portare a casa l'oro. Non troppo chiaramente ragazzi con le donne, anche se non sono donne, però uso gente più scarsa chiaramente. Primo, ragazzi, primo anche nel secondo intertempo, ragazzi, Nibali vuole veramente fare il risultato. Vai Vincenzo. Vai Vincenzo, regalaci un sogno. Dai che sono importanti sti ori. Dopo sarà dura. Contro l'Australia in testa, Polonia. E Nibali va a chiudere, vediamo. Attenzione, Nibali sesto. Ai ai ai, Nibali sesto. Questo è il risultato boario. Peccato, cazzo, Nibali l'ha messo bene. Dopo crolla al sesto posto la Polonia, Australia in questo momento. Attenzione, Gran Bretagna è al comando. Gran Bretagna, Polonia, Australia. Purtroppo abbiamo fallito miseramente. Adriano Malori è l'ultimo che ci può regalare qualcosa. Gran Bretagna, attenzione, la Francia si inserisce al terzo posto nel medagliere, vediamo. Solo Malori ci può regalare qualcosa. Mancano 19 km, sempre Gran Bretagna, Polonia e Francia. Dai cazzo, dai, attenzione Malori, mancano 10 km per Malori. Danimarca, Gran Bretagna, Polonia e Danimarca. Dai ragazzi, attenzione Olanda. Malori! E Malori ci dà l'oro, forse. No, Germania, incredibile. Tony Martin, Germania, Italia, Olanda. Che sfiga argento, ma va bene. Germania, Italia, Olanda. Andiamo per le prove cronometro femminili. Con chiaramente corridori più scarsi. Beh ragazzi, prova femminile, tra virgolette, chiaramente ho messo gente più scarsa. E vediamo, Quinzato, Moser, Cataldo e Boaro. E andiamo. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Anche la prova femminile la facciamo qua a Doha, nei campionati mondiali, così siamo a posto, insomma. Chiaramente, madonna, meno male. Insomma, la medaglia hai preso un oro, un argento, veramente, anzi, un oro e due argenti. C'è andata bene, adesso qua chiaramente sarà dura. Giustamente, siamo forti a livello maschile e femminile, eravamo forti, adesso molto meno purtroppo, quindi il QE vuole mantenere la correttezza. Vediamo cosa combiniamo. Giochizzato. Ok, te niente, fuori chiaramente. Qua abbiamo il nostro Moreno Moser, che comunque cronometro 75. Qua ragazzi domineranno altri probabilmente. Ma il come deve mantenere tutti in maniera corretta. Russia, Francia, Spagna per il momento. Stati Uniti, ecco, chiaramente non devono vincere Stati Uniti, ecco, questo deve essere abbastanza scontato. No, United States of America. Cataldo è molto indietro, Boaro è... insomma. Tanto c'è la Germania in testa. L'importante è non vedere vincere gli Stati Uniti. Chris Fromm, attenzione Fromm, scatenato il piccolo Chris.
L'Italia chiaramente è fuori da tutto, sì, anche Boaro, basta. Noi non abbiamo speranza di medaglia, lo sapevo, però per correttezza bisogna fare tutto. Dopo che c'è il ciclismo su pista, è là che sono tutto io, punto veramente in alto, voglio fare tanti e tante medaglie, perché ci sono tante medaglie in palio, ragazzi, con un gioco che piace tanto come Pro Cycling, mettere insieme le Olimpiadi e Pro Cycling è proprio la perfezione per noi. Per il momento Gran Bretagna, Germania, USA. Manca poco teoricamente. Vediamo se si inserisce qualcuno. Non ne abbiamo più speranze. Purtroppo sappiamo che il ciclismo femminile chiaramente non posso mettere i top. Australia, attenzione, Australia, Olanda, Svizzera, cancellare, Germania ancora. Germania, Svizzera, Australia. La Germania si becca il secondo oro. Complimenti alla Germania e Tony Martin. È una bestia, ragazzi. Quindi anche femminile, tra virgolette, Germania, ragazzi, Svizzera, inizia la prova in linea, anche femminile, visto che siamo comunque scarsi nei rettilini, perché comunque è una prova piatta, cioè per velocisti ho messo una squadra non forte, però con Guardini e il nostro Viviani, perché chiaramente Vivianone, dopo quello che ha fatto alle Olimpiadi vere, lo volevo mettere insomma per questa corsa. Vediamo che riusciamo a combinare, dove non siamo per niente favoriti, perché chiaramente qua ho voluto cambiare, ha fatto una in collina e una pianura, qua sarà veramente dura per il ciclismo femminile, sempre tra virgolette, olimpico. Ragazzi, mancano 13 km, sto provando a fare 2 treni separati, non so che cazzo voglio provare, proviamo, tanto non c'è nulla da perdere, figli. Il mio me lo sono già beccato, un trenino con Trentina e Colbelli, uno con Osso, Gardini e Viviani, vediamo cosa combino. Il Cume ci prova, figli. Il Cume ci prova in maniera abbastanza curiosa. Non si erano mai visti 2 treni, ma va bene. No, proprio io purtroppo non mi refo tanto. Sono caduti in tanti comunque. Vai. Tutti quanti col gel, chi se ne fotte. Ok. Stanno morendo, poverini. Allora. Ok. E il Cume ci prova tanto. Fotte sega, sinceramente. Allora, proviamo, anticipiamo questo. Quindi Trentin. Vai. E qua proviamo a anticipare tanto. Fotte sega, insomma. Ok. Mentre Guardini e Viviani. Ok. Aspettiamo questo. Ok, e vai. Vediamo cosa succede, ragazzi. La vedo molto dura. Infatti. Siamo partiti tardissimo. Vince la Francia. Allora, niente. Proprio non è la mia Francia. Olanda-Francia, purtroppo. Olanda sta andando molto bene, comunque. Francia, Olanda-Francia. Vabbè, era andata così. Comunque non male. Alla fine un oro e 2 argenti. Non male. E niente, ci becchiamo per 50 stile libero maschile e femminile nel nuoto, raga. Dai, buono il ciclismo su pista. Cioè in strada, scusate, su strada. Qua Francia, Olanda. Ragazzi, andiamo col nuoto. Qua possiamo fare tranquillamente 2 ori. Speriamo bene. Vai. Vai Cume. Vai Cume. Queste sono le nuoto, sono discipline fondamentali per Veneziano. Però sappiamo che non si sa mai. Eccola là, appunto. Attenzione, perde un po' il ritmo veneziano. Torniamo primi per fortuna. E si va a vincere sui 50. Grandissimo. I 50 sono pericolosi, ragazzi, perché basta un niente. Italia, Stati Uniti e USA. Sì, cazzo. Molto bene. Andiamo col prossimo evento. Chiaramente gli USA sono Australia, sono maestre. Sono nazionali veramente fortissime, ma l'Italia, ragazzi, il Cume. Vai, femminile, Fede Pellegrini. Partenza non esaltante. Ma siamo primi. Ma che palle.
E qua che dobbiamo fare le medaglie. Le dobbiamo fare qua le medaglie, ragazzi. Però poi arriva l'atletica, sono cazzi. Dai che arriva l'oro. Dai che arriva... No! Non ci credo. Mi sono fermato alla fine. Yes! Mamma mia, ancora Italia. Perfetto. Medagliere così. Italia e Stati Uniti. E Australia. 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Nel nuoto lo sappiamo che è così. Stati Uniti... sono fortissimi, ma io sono più forte nel nuoto. Mangiatemi il cazzo, ragazzi. Buono, raga, ci vediamo per il medagliere. Molto, molto positivo. Ragazzi, ecco il medagliere. Non deve ingannare la posizione dell'Italia. Siamo primi con 4 ori, 5 argenti e 2 bronzi, in totale 11. Ma ripeto, all'inizio si parte sempre bene, per poi è l'atletica il vero problema comendiano. Corea con 3 ori è sempre seconda, poi Germania 2 ori, 1 bronzo, 3 totali, Stati Uniti 1 oro, 3 argenti, 1 bronzo, 5 totali, poi via tutte le altre, buono Francia che ha preso il primo oro, il Kenya, l'Australia che comunque con 3 bronzi si dà una svegliata, e poi ecco la Cina sta un po' dormicchiando per il momento con solo un argento. Ragazzi, ci sono errori nel medagliere, come avete fatto nei primi 2 video, mandatemi un messaggino perché ci può stare, ragazzi, non è facile fare tutti i conteggi e le robe. Raga, un saluto del comandone veneziano. Aspetta, a sto punto, non mi ricordo le prossime discipline, ma va bene, un saluto dal comandante veneziano, ciao!